Vabbè, mi hanno detto che qua la sera c'è freschetto, di notte effettivamente già adesso si sente che c'è freschetto, c'è chi è in felpa, chi è in maglietta, quindi bene, ricordo che siamo a luglio, 11-12 luglio, una roba del genere, e niente, io resto qui almeno un altro giorno sperando che i tiploschi di San Francesco se ne siano andati via. E tu mi dici, ma come fai a dire che... E ora, primo non so mona, secondo... Cioè, tre tipi maschi, già a faccia e tutto quanto, che passano, li vedi che non è là per fare van life, si rallentano e ti guardano, poi vanno avanti, ripassano due volte e poi quando io vado a vedere cosa stanno facendo, ma erano lì che guardavano dentro da me, ok? Probabilmente vedevano il monitor del computer. E quindi che fai? Cioè, in un paesino dove sei da solo, non c'è polizia, eccetera, c'è solo un bar e qui dal bar, una volta sera al bar alle 10 va via. Ah, saluto la tu che abbiamo fatto due ciacole prima. Comunque niente, ti confermo che sentire in giro la gente, che c'è gente che appunto nelle piazzole lì stanno stanziali anche un mese e passa, quindi ovvio le trovi sempre piene, anche perché insomma cazzo, carico in piazzola, scarico di nere e grigie in piazzola, mai vista una roba del genere? Cioè nei campeggi sì, ma qua no, è gratuito, concorrente, cioè porca puttana, ovvio che la gente si mette qua e fa il campo rom, è ovvio, però appunto come giustamente diceva anche la tu ragazzi, sarebbe corretto che ci fosse come in certi posti, insomma la polizia che passa e dopo 2 giorni vai via, magari ok chiudi l'occhio 3 giorni, 4 giorni, ma no, un mese Dio caro a star là. Io per i nuovi del canale ricordo che prediligo le aree camper concorrente solo esclusivamente perché se c'è caldo merda utilizzo il climatizzatore, perché per ora il mio climatizzatore non è sotto inverter, quindi funziona solo col generatore o con la colonnina da corrente. Secondo, il riscaldamento, ringraziando il dio Slalde, funziona anche a corrente e funziona di brutto, quindi posso stare anche a meno 15-16 gradi con riscaldamento a corrente, dopo oltre no devi attaccare il gas, e quindi è tutto gratuito, insomma non è una roba da poco d'inverno. Poi vabbè, purtroppo ho ancora il frigo a trivalente perché è stata una scelta che ho fatto quando non avevo l'elitio, giustamente, per carità non avendo l'elitio è una scelta che avrei rifatto 1.000.000 di volte, però insomma ecco, adesso avendo il frigo trivalente che va a gas 365 giorni all'anno, ogni tanto preferirei spegnerlo, più che altro anche per far riposare il gas, cioè non per i consumi, con 20 euro avanti tutta l'estate. Se invece ci sono queste situazioni neutre di né caldo né freddo, chi me lo fa, cioè, che senso ha? Con anche un po' di soleggiato che i pannelli mi caricano per il computer, che senso ha stare con la corrente? Quindi mi sono messo ben più che volentieri là, cioè non è che mi sono messo là perché il motivo, mi sono messo là perché non era a posto, però mi va più che bene là, insomma, ecco. Da una parte è una cosa figa che dici cazzo il carico e scarico in piazzola, dall'altra è una cagata perché se arriva qualcuno non può fare carico e scarico perché è sempre occupato, quindi non può appunto caricare e scaricare. Ma rivede aria camper, dice ah vado a fargli il carico e scarico, invece si attacca al piffero. Cioè ognuno ha il suo concetto di vista panoramica, ciao CP, ma per me questa non è una vista panoramica. E neanche a questa la parte di qua, per carità, ripeto, ognuno ha i suoi gusti, da dire anche al campo del Bayon che fa un casino a Madonna. Però sì, aspetta, ripeto, sono l'unico che pare soddisfattista sulle recensioni di Google Maps, eccetera, pare il paradiso intero di questo posto qui. Che gentile il Crucco, sei proprio una bella persona, è venuto qui a darla a Dio, no? A salutare, e era quasi commosso, no? Caro, sì perché si cazza qua tanto. E niente, dopo insomma dice sempre stay safe, come che dice i cinesi, però se... È un bel augurio, secondo me, che è nato un po', comunque si è rafforzato con questo periodo di Covid, no? Però lascia stare il Covid. In generale, stay safe, sta al sicuro. È quello che dice sempre mia nonna, vedi? Cioè mia nonna ha sfondato, è diventata virale, è arrivata fino in Cina. Mia nonna dice sempre sta lontano dai pericoli, e te l'ho sempre detto un casino di volte. Tradotto in inglese vuol dire stay safe. Ah sì, dicevamo che sono andato via da San Francesco, no? Dal mio paradiso, perché ognuno ha il suo paradiso, perché c'erano sti tre luschi individui, adesso non stiamo a dire razze se non siamo razzisti, che si erano fermati 2 volte a vedere il camper, e qua si ferma i rom a guardare i camper. Resto qua, però ringrazio Mirko, panca tutte ste cosine, quindi non solo tutti gli antifurti attivi, passivi, eccetera, eccetera, ma anche tanti piccoli trucchettini per rallentare un attimo se uno va a entrare dentro.
E dopodiché può esserci anche un altro problema, che chi ha una morale un po' vacillante ti può aprire il cranio di manganellate. No, stavolta no. Beh, oddio, dai, neanche tanto brutto. Cosa? 2 minuti di ritardo al pranzo, 2 minuti. Non serve a fare ste scene. Beh, peso del porco, un dio caro, in ritardo 2 minuti e a fare ste scenate qua, guarda che mestiere. Adesso arriva il pape, adesso arriva, con calma. Oh, l'ha vinta lei, ho dovuto mollare tutto come gli youtuber e andarli a fare da mangiare. Guarda, ti il mio vicino Ermidio mi ha portato il polastro con le meansane. E ti non ti lasci respirare un attimo? Oh, cosa lì ancora? Porco cane, stiamo buoni un attimo. Caro diario, quella volta che stavano costruendo la piscina nel tetto della spa come si chiama, delle terme, io c'ero, e tu ero in pliare, perché sapeva che arriva a Singano a non fare i video, poi dai che fai brutta figura, e che sistemiamo un fiamme, ampliamo, no? Ma... vabbè dai, è bello, c'è già subito la ciclabile pedonabile, il chioschetto embriagasse. Ma guarda che nonostante acqua stagna, guarda che trasparente e azzurra che è. No, ok, buonissima la ciclabile sotto l'area camper. Vabbè. Io ho preferito non andare a prendere la Singano Bike e stare col mio CP e provare ogni tanto anche a fare ste camminate che tanto mi stanno in culo. Magari è solo che è una questione di scarpe, un giorno troverò un paio di scarpe buone, perché io veramente non sto scherzando, tranquillamente, volentieri pagherei 300 anche passa euro per un paio di scarpe, ma se non ti durano neanche un anno, cioè un paio di scarpe in teoria non dico che ti dura una vita, ma praticamente sì. Invece qua le scarpe non ti durano neanche un anno, quindi ultimamente io sto prendendo quelle da poco, perché quando prendevo quelle a 100 passa euro comunque ti duravano qualche mese. Soprattutto la suola, sto vedendo le suole bruciate, ma anche la parte davanti, cioè non capisco, sì che non faccio sgommate o basket particolari, faccio solo tiri liberi, quindi non capisco tutte queste scarpe che vuoi via. Io avrei anche proseguito, ma col CP da sfa. CP! Ce la possiamo fare? No, forse no. Sì, ok, mi sembra anche lunghetta. Ma qualcuno qui è stanco? Qualcuno ha detto torniamo indietro? Va bene, dai. No? Cioè, o quel qualcuno è rincoglionito e ha sbagliato strada o quel qualcuno ha cambiato idea, Vabbè. Andiamo, sì. Ok, quindi siccome le puntine al mondo quella volta erano nate un po' per tutti, no? Ossia camper, macchine, moto, bici, pinini, eccetera eccetera. Ok, questa puntata la dedichiamo ai camperisti o ai pininatori, ossia quelli che vanno in giro a piedi però non sono allenati e non hanno per nulla voglia di fare chilometri tipo me. Pertanto questa puntata hai visto e stai un po' continuando a vedere, ma ancora per poco perché adesso torniamo indietro, cosa puoi fare da attorno all'area camper. I camperisti ovviamente che interessa tanto anche sapere che c'è uno che vende bombole da gas qua vicino, che un alimentare, il Despar, è tipo a 2-3 km di distanza. Comunque ci arrivi tramite marciapiede, ok, mi raccomando, quindi tutto al sicuro e anche bello, insomma, perché costeggi un attimo il fiume. E che altro dire? Niente, che l'area camper è gratuita, però come hai potuto vedere, a parte io che sono stato fortunato, ho mantenuto il posto e mi hanno fatto imbucare, ma se no insomma è praticamente impossibile starci, perché c'è gente che giustamente, i pensionati, con tutto rispetto, ripeto giustamente, IVA e terme, e quindi i pensionati tranquilli possono arrivare martedì, mercoledì eccetera, quindi se ciappa il posto, secondo me, come trovi scritto anche in tutte le recensioni, di sabato e di domenica scordati il posto qua, insomma, oppure calma, fermo, il posto lo trovi ma non nell'area camper, quindi non puoi usufruire del rubinetto e non puoi usufruire della corrente. Beh, oddio, no, magari no, rubinetto no, ho detto una cazzata, nel senso che se hai un tubo come me lungo dell'acqua, minimo almeno 15 metri, secondo me ci vuole minimo, ma proprio minimo, gli dice all'altro che ha parcheggiato: capo, ascolta, faccio un attimo il carico e basta, quindi te sto 10 minuti qua a attaccare e dopo vado via, insomma, ecco.
Olfo, maledico un po' anche te che mi hai insegnato il dai che è venerdì, che qua adesso mi scappa e la gente a me guarda mal de continuo. Io dico sto qua, primo le matte che il siga, è matto che urla, e secondo le anche a semo perché non le venere, le marti. In ogni caso sicuramente, gentile pubblico, che vai, gentile pubblico, mi viene su il mic buongiorno, no veramente. Comunque sicuramente che ci torneremo qua in quest'area camper perché ho visto già un castello abbandonato lassù, vabbè adesso in camera non lo vedi, una chiesetta da panico, però secondo me non ci arrivo per via delle vertigini perché è proprio in una punta proprio, vabbè vedremo. E le terme, boh, non credo, sono molto più belle e grandi quelle di Bibione che abbiamo noi, quindi le terme non credo proprio, piuttosto un giorno andremo a quelle in Austria, a Innsbruck, ci sono stato già 2 volte, vatti a cercare, non mi ricordo il nome, Acquapole, Acquadome, cerca Acquadome su Google Maps o su internet, è ad Innsbruck, va che razza di terme, pazzesche, epiche, spettacolari, stai a portare amorosa a porti a là che te va sul sicuro, ah sì, ci torneremo per il discorso che siamo attaccati all'Austria, quindi in bici andiamo a sforare a bere una biretta in Austria. Mi permetto di insistere, per carità, ognuno sarà fatto a modo suo, ma quando giustamente insomma dai coglionavo quei che in bicicletta hai da far numeri, no? Qui tutti così che te beste mancadrio perché la strada è tutta sua, no? Capito? Non è che altra strada, è tutta sua. E la signora qua ciclista che è tutta dura, intrincata, che fa so, buongiorno, cioè neanche ti guarda, porca miseria ragazzi, ma Giordano Bruno qui che è a fuoco era per rilassare. Guarda, sembra un'orchidea, non credo sia un'orchidea, oppure sì, perché anche da noi nel Trevigiano ci sono dei prati con delle orchidee selvatiche che sono ovviamente ben più graciline e piccole di quelle tropicali a cui siamo abituati a vedere, a concepire, ad assistere. CP, non mi ascolti? Sti cani. sì. CP, so che è brutto da dire, però bisogna anche analizzare robe ogni tanto, dire la verità come che sta, non sempre contarsi cagne perché fa bello, fa Walt Disney. I am lassù. Mamma mia, capisco gli effluvi termali dopo ma sai, stesso odore delle acque grigie quando le lasci lì sotto il sole per un tot di giorni, proprio sta spuscia, Dio caro, e in su e metà fa basta. Vai CP, nell'ardua salita. Non fai l'ardua salita, dai, fai l'ardua salita, sì? Mi accorgo un po' per la regola dello yin e lo yang che ogni tanto sono proprio stupido perché sono andato a spendere 15 euro di edere, ok, che dopo si sono marcite perché me le avevano stonfate di acqua, cazzo è pieno di edere dappertutto, cioè è una pianta da comprare l'edera. C'è il merlo, forse vuole fare l'acquato. È andato a nascondersi, è scappato un merlo. No, è distratto. Si è intromesso il cane. Che forti. I cani quando sono anziani, dopo una vita passata con te, diventano massimo compiacimento delle tue aspettative cinofile, no? Perché in fondo l'uomo, so che è brutta da dire, so che tutti no, perché ognuno difende i propri sbagli, difende i propri diavoletti, no? Però al cane noi siamo attaccati, vediamo questa compensazione, no? Che ci crea attaccamento, in quanto c'è questa sudditanza, no? E per di più, no? Ciliegina in te torta, dopo tanti anni che te che sta insieme, il cane viene in qualche modo umanizzato, no? Quindi questa sudditanza così gratuita da un essere quasi umano.